Ci troviamo presso l'Accademia Belle Arti Michelangelo, siamo con il professore Beniamino Biondi che è stato nominato responsabile per i rapporti internazionali dell'Accademia. È stato un onore per me, davvero un privilegio aver appreso ieri la notizia che l'intero Consiglio dei professori dell'Accademia delle Belle Arti mi ha all'unanimità votato per assumere il ruolo di responsabile per le relazioni internazionali dell'Accademia di Belle Arti di Agrigento. Ruolo importante, significativo, che si inserisce nel solco anche delle recenti vicende che hanno riguardato l'Accademia dal punto di vista della internazionalizzazione degli studi e del sapere. Non è un caso che questa Accademia, che ha preso sede ormai da qualche anno in centro storico e di fatto è diventato il primo istituto universitario ad aver sede dentro il perimetro di Girgenti, si sia davvero aperta, non soltanto dal punto di vista degli studi ma anche delle competenze che riguardano l'intera città di Agrigento. È un luogo dove si socializza la cultura, è un luogo davvero aperto alla cittadinanza e non è un caso che si sono intersecati nel corso dei mesi anche tantissimi eventi che sono stati organizzati da agrigentini. Questa intersezione ha fatto sì che si potessero sorgere anche dei rapporti a livello internazionale, facendo leva su alcune mie competenze legate al mio curriculum, ma anche ad alcuni rapporti internazionali che in questi anni ho assunto con alcuni paesi europei ed extraeuropei con cui si sono tessuti dei rapporti di autentica reciprocità e di intensa e fattiva collaborazione. L'Accademia ha l'obiettivo di potersi aprire sempre di più agli studenti stranieri. Già da quest'anno ci sono alcuni iscritti provenienti dalla Cina, ci sono degli iscritti provenienti dall'Ucraina, ma ai primi di dicembre abbiamo già un colloquio con un rettore di una importante università cinese per stendere un protocollo d'intesa con l'Accademia. Ecco, sono tutti dei segmenti importanti che in qualche modo tessono un'immagine unitaria dell'Accademia come luogo di scienza, di cultura e di davvero approfondimento civile per tutta la città di Agrigento. Professore Biondi, ecco quanto è importante aprirsi all'estero in un momento in cui si vive anche nella globalità della comunicazione, della formazione e degli scambi interculturali. Ma il sapere è sempre globale, deve essere soprattutto condiviso e liberamente accessibile, ma soprattutto oggi è un sapere orizzontale grazie ai social network. In qualche modo oggi ci troviamo anche nelle condizioni di poter condividere delle notizie che giungono dall'altra parte del mondo, ma anche di poterle commentare e su questo anche produrre i nostri pensieri, le nostre riflessioni, strutturare il nostro pensiero critico. Ecco, l'Accademia d'Arte, che peraltro ha una qualità assai frastagliata di corsi e di percorsi al suo interno, certamente serve anche a strutturare questo percorso fra i suoi tanti studenti. L'internazionalizzazione serve anche ad Agrigento, se vogliamo pensarci non come periferia dell'impero, ma come città che ha una sua centralità all'interno di questo straordinario bacino del Mediterraneo, certamente non possiamo fare a meno di questo percorso. È stata una brillante intuizione del preside Alfredo Prado, certamente prevedere anche questo mio incarico, ma soprattutto valutare come davvero foriere di buoni risultati ed obiettivi per l'Accademia anche questo principio di internazionalizzazione, per cui il mio grazie soprattutto va rivolto a lui perché ha intuito questa necessità di studio e di approfondimento per l'Accademia, ma soprattutto l'ha portata avanti concludendolo come un obiettivo certo. Anche il premio Acamante e Fillide, organizzato recentemente, ha dato un certo immagine anche di non essere legati solo alla città di Agrigento, ma abbracciare anche un mondo più vasto, coinvolgendo anche nei premiati appunto personalità non agrigentine. Sì, certamente è un premio importante perché per la prima volta o comunque una delle poche volte ad Agrigento non ci si premia fra amici. Ecco, è un premio che ha avuto immediatamente un respiro nazionale ed internazionale, premiati di altissimo livello, peraltro in una splendida location del Castello Ducale Colonna di Ioppolo Giancascio con un pubblico altamente qualificato e davvero delle relazioni importanti che in qualche modo poi si interconnettono sempre con la nostra cultura locale. So che questo premio peraltro è stato molto ben valutato e seguito anche da altri portatori di interessi culturali che ci sono in tutta la Sicilia e credo che potrà circuitare davvero divenendo un premio consolidato per la nostra terra.